Scatman's World. Allora ragazzi, vai di MotoGP. Sono riuscito a sviluppare anche interamente anche le sospensioni, quindi le sospensioni e motore a posto. Adesso vai di freni. Ragazzi, a Motegi pole position comediana. È tornata la pole position veneziana, dobbiamo cercare di fare punti perché voglio andare in Moto2 il prossimo anno. Voglio arrivare presto in MotoGP con questa carriera, ragazzi, perché purtroppo è cominciata tardi. È cominciata tardi per il veneziano per problemi tecnici. Vai Fioi, esci che parte. Gran Premio del Giappone, Motegi. Attenzione, attenzione, parte Miller e Gattuso. Gattuso e Miller. Il comandante ha preso un po' paura e lo superano addirittura in 5, ragazzi. Non va bene, ragazzi. Adesso buttiamoci in mezzo. Il comandone supera il Marquez taroccato. Però ha perso tante posizioni il venezianone. Dai Fioi, Cornflakes quarto, Cornflakes. Brutto errore quello veneziano. Si è lasciato sorprendere purtroppo la prima curva, non va bene, adesso deve tirarla venezianone, ecco contro Cornflakes. Dai che li possiamo superare, Motegi è un altro circuito di quelli positivi per venezianone. Ok, il Kuma è quarto. Dai ragazzi, no ste robe però, no ste robe, sveglia. Dai, porca troia. Dai Comendon. Il quarto posto non basta, poi voglio superare il Fena. Fenati è terzo, ragazzi, il Fena è terzo. Che bagarre davanti, ragazzi, una bagarre mondiale davanti. E il primo giro è completato in quel di Motegi. E veneziano è vicinissimo, tutti e quattro si giocano la vittoria, ragazzi. Incredible. Gattuso va verso destra, anche Fenati, vediamo. Dai Come. E il Come supera Fenati con una piccola sportellata. Giro record del Fena. Dai che possiamo vincere. Se vogliamo la possiamo anche vincere questa. Punto e anche basta. Attenzione qua. Ancora si soffre. Attenzione, Gattuso è fuori. Gattuso, scivolata di Gattuso. Non è caduto però è andato fuori pista. Secondo veneziano. Secondo il Come. Primo è Fenati adesso. Mamma mia, si riparte col botto dopo il weekend comendiano, dopo le mini vacanze comendiane si riparte col botto subito per una gara devastante. Dai, come devi rischiare perché possiamo vincerla, possiamo arrivare anche fuori dal podio, ma possiamo anche vincerla, vai Come. E il Come prova a superare il Fena, ma il Fena ha un osso no duro di più. Ok. E il Come è primo. Bravo Come primo. Ancora Fenati purtroppo. Purtroppo c'è ancora il Fena. Dai però ragazzi, dai. Dai cazzo, possiamo vincerla. Ce la possiamo fare, dobbiamo crederci però. Crediamoci Cuba, crediamoci. Tira fuori il gambino. Fenati resiste. Sportellati tra i due compagni di squadra, ma il primo avversario è proprio il compagno di squadra. Attenzione il Kuma, adesso prova un internazzo e dopo esterno, incredibile, veneziano prima. E inizia il final lap, ragazzi. Come indiano, uno dei più classici, ragazzi. Classici. Se stiamo calmi possiamo farci il giro record di veneziano, fastest lap di veneziano. Noi vogliamo questa vittoria.
Dopo gare difficili il Comendone può tornare a vincere. Però stiamo attenti perché basta un niente e sei fuori in questo sport. Sono tutti là ragazzi, sono tutti là. Mamma mia che duello. Fenati è vicinissimo e anche gli altri, anche Gattuso è vicino, anche Marquez. Dai Come, per l'onore, per la gloria, per Tori, per tutti, vinciamo sta cazzo di gara in Giappone. Portiamo a casa punti irridati. Qua forse una frenata di troppo. Ok. Dai cazzo, poche curve separano Venezia dal secondo successo stagionale. Qua l'ho presa lenta, Fenati può superarmi adesso. 2 decimi di vantaggio, sofferenza inaudita, indescrivibile, in un inglese sempre più inglesoso. Scusate ragazzi, come è un po' andato ufficiale. Attenzione, eccoli qua, Miller, se ne approfitta Miller, l'incredibile significato di Miller. Ne approfitta Miller, incredible, it's incredible, it's incredible, dai Come ti prego. Dai Come ti prego. No, no, adesso all'ultima curva. All'ultima curva. Incredibile, cadono tutti Marquez, incredibile, cosa è successo. Perdo la vittoria, perdo il podio. Incredibile all'ultima curva, un errore che mi è già capitato più volte. Incredibile come. È successo di tutto all'ultima curva. Pazzesco. Tra breve la regia ci porterà al Il Come ottavo a 135 punti. Incredibile quello che è successo. Vai raga, andiamo. Seconda proposizione consecutiva. Australia. Filippo Isola. Andiamo. Andiamo a Filippo Isola ragazzi. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai Come, vai Come, vai Come, vai Come, vai Come. Spettacolo pure di veneziano. Vediamo di non far cappellate in Giappone. Ah, Dio mio. Vai Comendon, vai Comendon, vai Comendon. Questa la dobbiamo vincere dopo la beffa di Motegi, pazzesco. Cioè, aver vinto e buttare via tutto all'ultima curva. Una cosa che proprio non indegna di più. Però l'Australia vuole la vittoria, cazzo. Addirittura ho perso addirittura il podio in Giappone. Cioè ero primo, da primo a quarto e max incidente finale. Incredible, it's incredible. Dai, dai che l'Australia può essere una mia gara, dai. Questa è una curva che ho sempre odiato, una delle curve più bastarde del mondiale per me. Dai ragazzi. Oddio, ho paura di aver disabilitato il V-Sync, cazzo. Perché? Perché vaneggi di sto gioco, quindi se vedete problemi ragazzi forse perché ho fatto delle prove con dei settaggi. Potrei avere per questa gara disattivato il V-Sync e magari può esserci qualche scatto o la barra che rompe i coglioni. Quella linea, quello sfarfallio là. Se è così scusate ragazzi, è una mia dimenticanza per provare una cosa. Porca troia, vabbè. Noi giochiamo, pensiamo alla vittoria, sinceramente. Dai, porca puttana, portiamo a casa sta vittoria, me la merito, cazzo, me la merito. Dopo il beffone giapponese. Ti prego non sbagliare come, non sbagliare adesso. Dai cazzo, portiamola a casa sta vittoria, portiamola a casa Beppe. Gattusino secondo, cazzo per guardare la cosa, ho sbagliato traiettoria, porca di quella porca.
Mamma mia, questa curva è pericolosissima. Questa sfarfallio di merda. Quando registro come devo ricordarmi di sistemare tutti i settaggi. Ok, e inizia il final lap comandiano. E ragazzi, speriamo bene. Final lap, ma sono vicinissimi Gattuso, Marquez, Miller e Fenati. Non una gran curva, non l'ho presa benissimo, mamma mia Marquez, eccolo qua. Adesso si soffre, l'ultimo giro è così, non c'è niente da fare. Ma porca troia, incidente per il malesiano di merda, incidente per il malesiano di merda. Vai, vai, grandissimo, esternazzo puro, questo è purissimo, questo è un esternazzo tra i più puri in circolazione. Chiudilo, 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 chiudi il porco di Marquez, taroccato. Ma non è quasi finita sta gara, te prego, portiamo a casa la vittoria che me la merito di brutto. Questa l'ho presa bene. Eccola qua, adesso è il momento. It's moment, it's moment. Bravo Kuma, bravo, madonna è qua. Scattino, cazzo, che due coglioni. Scusate ragazzi, se magari la seconda gara non lo so, ma se questa seconda gara è fatta è un po' male dal punto di vista di lag, roba così, chiedo scusa, ho sbagliato, mi sono dimenticato una cosa. Raga, però il Comendone va a vincere, vaffanculo la seconda gara del mondiale in Australia. Godo! Sì, cazzo! Bravo Kuma. Il parco chiuso comincia a popolarsi con i protagonisti della gara, ma prima guardiamo rapidamente la classifica finale. Vediamo la classifica, sulla televisione un attimo che stavo messaggiando. Sesto posto, 160. Possiamo arrivare qui fino al quinto posto. Possiamo arrivare. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.